Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo con problemi per Antonietta, ma va davanti Ustica Jet subito al comando nei confronti Numero 2 di Antonietta Ama, Tudor Danny Griff. squalificato. Cerca posto Timbuktu che però si parcheggia in terza posizione avanti a Vassallo, mentre cerca di progredire al largo Titus con anche Untouchable LG torno a quelle posizioni, anzi Untouchable LG che anticipa Titus. Undebay è partito molto bene da più 20 ed è in terza pariglia a largo avanti a Sympathy Trio, guadagna così di dentro posizioni Vegas Cloudlet precedendo l'11 di Tildemati via via gli altri. 36 per i primi 400 metri di corsa con Ustica Jet all'avanguardia nei confronti di Tudor Danny Griff. Ancora Timbuktu Vassallo allo scoperto, è sempre Euronometro LG, mentre c'è la mossa in terza ruota da parte di Sympathy Trio che capisce che il treno esterno non lo avrebbe portato avanti, cerca di muoversi in mezzo alla pista, trova la mossa esterna da parte di Vassallo che va allo scoperto, prende allora la seconda pariglia esterna Sympathy Trio chiudendo lungo la corda Vegas Cloudlet che è quarta lungo i birilli dopo 800 in 1:1:6 e un chilometro che viene passato in 1:17 appena abbondante. Davanti alle tribune per l'ultimo passaggio con Ustica Jet in vantaggio, Tudor Danny Griff secondo la corda a precedere Timbuktu all'esterno Vassallo, galoppa Sympathy Trio che si riprende al volo, Euronometro LG in terza pariglia esterna avanti a Titus, quindi ancora lungo la corda Vegas Cloudlet a precedere sempre il resto del treno lungo i birilli con Ultras Griff che fa sportellate per venire via dai birilli e ci riesce ora prendendo la quinta pariglia esterna, una frazione in 15,2 per la curva di destra con Ustica Jet che sta allungando nei confronti del treno esterno che fa fatica, si muove in mezzo alla pista Sympathy Trio in anticipo sempre su Ultras Griff e su Euronometro LG, ma fanno fatica quelli al largo perché c'è stata accelerazione secca davanti, 2:1:7 il miglio, una frazione in 29,7, Ustica Jet in vantaggio, si sposta da terza alla corda Timbuktu che cerca di venire a fare l'arrivo su Tudor Danny Griff e soprattutto su Ustica Jet che imbocca la retta arriva in vantaggio nei confronti di Tudor Danny che si infila di dentro, così come si va di dentro Vegas Cloudlet al largo Timbuktu in mezzo alla pista Zitrunas è in vantaggio Ustica Jet che si difende, arriva forte a centropista Zitrunas che va su Ustica, Zitrunas che sul palo stampa Ustica Jet 1:16,6, 38 la chiusa, un attimo di apnea, gli ultimi 50 metri per Ustica Jet ed è lì che viene fuori il fondo di Zitrunas che cammina sempre di quel passo al largo, trova la pedalata per venire a stampare a fil di palo la leva di Daniele Cuglini, Salvatore Valentino che interpreta e allena per Cristian Venturelli il successo di Zitrunas nei confronti di Ustica Jet, mentre per il terzo è Vegas Cloudlet avanti a Tudor Danny Griff e a Timbuktu a completare questo quintè che in ordine numerico recita molto probabilmente 15, 3, 7, 1, 4.